Buongiorno raga, oggi i Goonies sono in giro senza una meta precisa, abbiamo trovato con il satellite delle strutture, così almeno ci sembra che ci sia qualcosa, quindi andiamo a vedere e vediamo cosa succede, è proprio un'avventura questa. Allora, questo è il nostro obiettivo, vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare. Abbiamo scelto questo percorso che è molto bucolico e credo che vi piacerà. Allora, la giornata è un po' così, doveva essere perfetta, invece c'è un po' di venticello e quando si nasconde il sole c'è freschino. Qua siamo davanti alla montagnetta che dobbiamo andare a visitare. E poi in descrizione vi lascerò chiaramente le coordinate GPS e se riesco anche il tracciato, così potete salvarvelo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Allora, non potevamo sbagliare? Certo, perché la strada che pensavamo fosse quella giusta non era questa, ma era questa, che vi assicuro è una strada. Ok, qua c'è un cancelletto e dovremo aprirlo. Allora, qui la strada si fa un po' più impervia, diciamo che dalla strada a qui il dislivello è di circa 60 metri, quindi niente di preoccupante, però insomma bisogna camminare un pochino. In classico stile Goonies, qui abbiamo una faccia con uno sguardo maligno che ci fissa dall'alto. Guardate che roba, cioè mette soggezione, ragazzi, ci sta proprio fissando. Che hai da guardare? Che hai da guardare? Willy l'orbo ha smesso di fissarci ormai da questa posizione e vi faccio vedere un po' di panorama. Allora, vediamo. Intanto io provo a zoomare. Allora, sembra come una pietra che scende giù a punta. Sì. Non so se è fattibile arrivarci lì. Allora, qui diciamo a quasi i 3/4 del percorso abbiamo incontrato questo muretto che secondo noi potrebbe essere di origine militare, potrebbe essere, perché comunque in questa zona ci sono anche delle batterie antiaeree, poco più su, e quindi potrebbero essere degli sbarramenti che sono rimasti, potrebbero, chiaramente qua stiamo solo ipotizzando. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ok, allora siamo dentro la grotta. Un anfratto più che grotta. Sì, un anfratto, dai. Aspetta. Ok, qui praticamente qua siamo sotto la faccia. Sì, esatto. Ma non è che la bocca della faccia, siamo dentro la sua bocca, ok. Caro Willy l'orbo, ti siamo entrati in bocca. No, ci ha mangiati. Ok, andiamo a recuperare il mio zaino che è caduto lì. Mi è scivolato e... Oh yeah, fai vedere? Guarda. Oh, figata. Che cos'è? C'è anche una filatura. Ah, c'è una filatura però. Una... come si chiamano? Concrezioni queste cose? Però c'è dentro un tipo di roccia di c'è sì. fango! È fango! Sì, probabilmente c'è finita acqua all'interno e poi col tempo ha fatto questa cosa. Figata.
Ok. Adesso dobbiamo scendere. Minchia, la discesa sarà peggio della salita, credo. Ok, allora ragazzi, vi faccio vedere il panorama. Dunque, siamo passati, la strada corre lì, sotto la montagna, quindi c'è una deviazione che vi lascerò poi in GPS come tracciato, e si arriva fino a qua, che è una piattaforma di arenaria. Me l'ha detto l'altra Gunis, io non lo sapevo. C'è un panorama meraviglioso. Adesso montiamo il faretto e proviamo a entrare dentro le grotte. Qua ce n'è una e poi un'altra più su che è bella grande. Allora, questa è la prima ed è una cosetta piccola piccola, quindi diciamo che non ne vale neanche la pena entrarci. E adesso andiamo a vedere quelle più grandi. Allora, eccoci qua, questa è la seconda, carina, ha una colonna naturale, però che questa è piccola, comunque non è quella più interessante della serie. E niente, vedete anche dall'altra parte, quindi andiamo a vedere adesso quelle più interessanti. Allora, partiamo da qui, questa dovrebbe essere la più interessante, quindi ci inoltriamo. Cercando anche di non cavarci gli occhi. Accendiamo il faro. Ok, c'è la luce, sì. Wow. Allora, qua io direi di lasciare lo zaino qui. Ok. Wow. Però qua bisogna smontare qualcosa. Allora, l'ingresso è molto basso e adesso come passa la Gunis vi faccio vedere. È così. Sì, sì, c'è un'altra porta, c'è un'altra stanza. Qua c'è un teschio, guarda. Guarda che figata pazzesca. Ci sono delle scritte. E beh, qua sì, Come? Ah sì. Sì. No, Non dovrebbero esserci, ma sapevo che c'erano. E ci sono anche delle sculture qua, guarda, vedi, hanno inciso anche la parete, guarda. Che baldi. Purtroppo sì. Metto un po' di... Provo a mettere la luce un po' più calda, che così si vedono anche i colori. Ok. Che dici? Entriamo nell'altra stanza? Entriamo. Ok. No, vabbè, ce n'è un'altra. Miki, c'è un'altra stanza qui. C'è più. Sì, sì, sì. Guarda. Però ci sono anche delle incisioni. Sì, sì, c'è una stanza qui e una qui piccolina. Aspetta. Entriamo in questa. Ok. Io non vedo niente. Ok. Oh, c'è un pipistrello, eh? Oh, che bello. Allora, aspetta che vedo se riesco a inquadrarlo. Oh, che bellino. Cosa c'è? Un pipistrello, sì, ma è bellissimo. Fate la foto, puoi farla. Eccolo lì. Sì, mi sta... Oh, Lo forse stiamo mi sta disturbando guardando. probabilmente, sì. Dopo gli facciamo una foto magari. Allora, aspetta che passo. Attenta a non svesti i dati. Ok. Allora abbiamo anche qua. Lì nella... Oh, scusami. No, di niente. E qua c'è un'altra nicchia. Qua non c'è niente però, c'è solo un chiodo infilato nel muro, guarda. Sì, il monumento alla stupidità umana. È azzurro, eh? È azzurro. È azzurro, guarda. Guarda in camera. Vedi che qua si vedono bene i colori? Sì. È dipinto di azzurro qui dentro. Poi come metto più saturazione si vede. Anche qua. Questa è molto bella, ragazza. Bella, bella, bella. Figata, ragazzi. Ragazzi, da questo posto meraviglioso è tutto. Spero che la nostra avventura vi sia piaciuta e alla prossima. Ciao, raga.